neve ormai si è sciolta, insieme alla credibilità delle istituzioni che si sono accusate a vicenda del disastro. Ma basta mettersi in viaggio sulla Roma-L'Aquila e dopo poco più di un'ora, ecco il paesaggio. Siamo a Capistrello, in provincia dell'Aquila, 5.400 abitanti, 5 milioni di debiti e ora 2 metri di neve. Le istituzioni sommerse dai debiti, i partiti sommersi dai soldi, i cittadini sommersi dalla neve. Per capire l'Italia il posto giusto è davvero questo. Praticamente ci stanno dicendo che ci dobbiamo arrangiare. Certo. Così ci ha detto la... Sì, ma mi sembra una cosa strana a voi che sta parola, no? A quelli della televisione, ai politici, sembra una cosa strana arrangiarsi. Arrangiarsi vuol dire darsi da fare quello che uno può fare, ognuno con le proprie forze. Adesso abbiamo i figli che hanno studiato e che hanno studiato, che fanno questi cazzo di studi? Che si mangiano? Non ci sta prospettive perché questi hanno pensato solo a loro. Quella là che dice che i figli, le mamme, i figli lo vogliono tutti vicino. E lei da quando è andata a scuola se l'ha tenuto vicino. Poi quando si è presa la laurea, cazzo, tac, te l'ha schiaffato là, a fianco a lei. Sente il respiro tutti i giorni del figlio, i battiti del cuore. E che cazzo dice che i genitori vogliono i figli vicino? Lei perché non l'ha mandato lontano il figlio? Ma questi sono tutti sciti di coccia. Questo è il suo figlio? Questo è mio figlio, questa è mia moglie. Il giovane se deve lavorare è disposto pure ad andare fuori, pure dall'altra parte del mondo, però fa sempre piacere, soprattutto quando sono anziani, i genitori tornargli vicino perché sai che non c'hanno, cioè non so il ministro Cancellieri che c'ha alla vecchiaia, c'ha tutte le garanzie che invece i genitori nostri non c'hanno, capito? Questa è la pala, che a questa ci si deve fare il monumento, perché non tramonta mai. La pala? La pala. Invece monti là, quelli che ne sanno della pala. Conoscono come è fatta la pala, ma lo sanno, la sarà la canzone di Battisti che dice che ne sai di un campo di grano? Che cazzo ne può sapere Monti quando si mangia il pane per magari diventa pane? Quante ore di lavoro si deve arare, prima si deve frezzare, poi si deve spianare, poi si deve seminare, poi ci si deve mettere il concime, poi si deve... E secondo lei chi la salverà l'Italia? Monti e la BCE o le persone con la pala? Noi, perché ancora con sta pala, questa può sostituire i forconi, può sostituire tutto, capito? Con sta pala li dovremmo tagliare la testa a tutti a quelli là, perché siamo noi che diamo da mangiare a quei vagabondi, noi gli diamo da mangiare, gli operai danno da mangiare a tutta l'Italia, capito?